Stand der Begegnung Hindenburg-Halle. Cortina, risultato finale Hindenburg Skyers Bandersmartin. MVP Hindenburg Skyers, number 29, Colin Fuller. Robert Ramboldi, Präsident der Rittnerbuben, in einem wichtigen Spiel 3 wichtige Punkte geholt. Ja, auf jeden Fall Heinz erleichtert. Das war ein Schlüsselspiel für uns und wir haben es geschafft zu gewinnen. Die Chancenauswertung lässt immer noch zu wünschen übrig, aber man muss auch mal zufrieden sein. Die Tendenz zeigt nach oben und so kann es weitergehen. Definitiv spielentscheidend das Penalty-Killing. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, die Mannschaft hat sich heute gut präsentiert von Anfang an und wir haben, glaube ich, den größeren Spielanteil gehabt und ja, ein gutes Zeichen. Robert Ramboldi, Presidente dei Rittnerbuben Sky Alps, una partita intensa, bellissima da vedere da parte del pubblico, vinta 3-0. Sì, siamo contenti, soprattutto sollevati c'era un po' di pressione nelle ultime settimane, si vede una tendenza buona, per cui avanti così. Se non sbaglio i punti cardine di questa partita erano gli special team, in modo particolare in penalty killing. Certamente sì, lì abbiamo fatto una buonissima figura e comunque abbiamo avuto più del gioco e penso abbiamo vinto meritatamente. Presidente che guarda molto più felice verso la Final Four di Milano. Non è ancora fatta, è sicuramente un obiettivo per Renon, quasi un obbligo, non ci siamo ancora, per cui non è ancora il momento di rilassarsi, anzi. Jacopo Bernardi, perso purtroppo con 3 gol di scarto. Penso che in questa partita siano stati decisivi le special team. Sì, direi di sì, in effetti noi invece al contrario abbiamo fatto un po' fatica col power play, abbiamo fatto qualche sbaglio diciamo, a prendere troppi minuti per i cambi sbagliati, abbiamo preso 2 volte 6 uomini in campo, quindi quando si inizia a fare quegli errori di distrazione lì bisogna stare più attenti. I ragazzi probabilmente sono un po' stanchi dalla Continental Cup che è stata faticosa per loro, 3 partite in 3 giorni dove hanno giocato veramente bene e mi congratulo con loro per aver fatto 2 ottimi risultati in uno stadio dove non era facile giocare, con i nostri giovani comunque che ammiro molto, che si impegnano e ci piace la loro attitudine quest'anno. Questi 3 punti non fatti oggi a Renon possono essere di peso per la qualificazione alla Final Four di Milano? Diciamo di sì, erano punti molto importanti che abbiamo perso, siamo ancora lì a lottare. Ho visto che Gardena anche loro hanno perso questa sera, che per noi è favorevole il risultato. Giochiamo con Gardena il 7 di dicembre a Cortina ancora, l'ultima partita in casa dopo lo stop che avremo in casa nostra. Ci toccherà trasferirci a Pieve di Cadore dove finiremo la stagione lì per il discorso chiaramente del curling per le Olimpiadi. Quindi avanti, si lotta fino alla fine, ogni punto è importante.